Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Oggi eccezionalmente alle 10 perché abbiamo invertito il palinsesto con la nostra intervista settimanale che avete appena sentito con Roberto Arditti, dove abbiamo affrontato, diciamo, tutte le contorsioni, contraddizioni del mainstream. Se invece vogliamo prendere un esempio pieno dell'ipocrisia mainstream, del doppiopesismo mainstream, della proprio doppia verità e dell'approccio ideologico del mainstream, abbiamo l'esempio perfetto. Si chiama Beppe Sala, professione teorica, molto teorica, sindaco di Milano, perché ha regalato, diciamo, non due esternazioni, una non esternazione e un'esternazione che rendono proprio palese il fatto che oggi la città motore d'Italia, la capitale economica, la città che traina il paese, è amministrata da qualcuno preda delle proprie ossessioni ideologiche woke, mentre tutti intorno il woke peraltro sta andando in disfacimento. A cosa mi riferisco? Al fatto che dopo giorni, giorni e giorni trascorsi dall'inaccettabile. L'inaccettabile è stato Capodanno, Piazza Duomo a Milano, sequestrata da squadracce di nordafricani tendenzialmente islamici. Mi spiace, sarà razzista la cronaca, ma questo la cronaca dice, che urlavano Allah Akbar, Italia merda, ed è sempre cronaca, e addirittura una, come sapete tutti, una turista belga ha denunciato, per ora non formalmente, ma comunque ha raccontato di aver subito delle molestie da parte di queste squadracce. Ebbene, dopo giorni e giorni, Beppe Sala ha trovato, che in genere è uno che esterna anche, voglio dire, su quello che accade sotto casa sua, cioè è uno molto molto loquace. Su Capodanno non è stato loquace per giorni, ha improvvisamente deciso di esserlo e forse paradossalmente era meglio che stesse rintanato nel suo silenzio. Perché cosa ha detto? Vado a leggervi. Ad oggi si riferisce anzitutto ai fatti proprio di Capodanno. Sono stato tirato un po' per la giacca. Il sindaco non dice niente, ma ci sono tanti modi per fare politica. Certo, lui è uno molto discreto, che la fa nell'ombra, proprio un uomo concreto. Ricordate che per mesi e mesi ha parlato solo dell'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, è andato anche al TAR contro questo, quindi è proprio uno discreto in genere. Comunque, c'è chi se la cava con una bella dichiarazione, cioè lui quasi sempre, tranne nel caso di Capodanno. Per me è il momento di lavorare più che dichiarare, specie quando non si sa nulla. Non è che proprio non si sa nulla, cioè le immagini ci sono, gli insulti alla polizia al nostro paese ci sono, le urla all'Akbar ci sono, il racconto della turista c'è. Ma Beppe Sala non ne sa nulla, è improvvisamente molto modesto, diciamo, sa di non sapere quantomeno, ecco. Io non dico che non sia successo niente, metto le mani stravanti, ma non abbiamo immagini delle telecamere o una denuncia formale. È il caso che prima di parlare e dare giudizi ci siano elementi oggettivi. Mi spiace che ogni occasione sia usata per fare polemiche. Sostanzialmente sminuisce, nega alla radice quello che, lasciamo per un secondo tra parentesi il racconto della turista che la procura di Milano giudica attendibile, ma comunque quantomeno quello che è certo, e cioè le squadracce suddette in azione, Sala le rimuove. Cioè, voglio dire, perfino Pierfrancesco Maiorino, cioè uno di sinistra sinistra, è stato più onesto intellettualmente di Beppe Sala. E ha detto, infatti, ancora una volta, nella notte di Capodanno sono avvenute cose di una gravità inaudita. La città non può tollerare in alcun modo il fatto che ragazze e donne siano oggetto di molestie. Mi auguro che si individuino i responsabili. Cioè Beppe Sala prende lezioni di concretezza, onestà intellettuale, attaccamento alla realtà da Pierfrancesco Maiorino. È un oggettivo capolavoro. Ricordiamo en passant al sindaco di Milano che la procura
sta valutando l'ipotesi per cui le suddette molestie siano un caso di taharrush gamea, che è una parola araba che indica le molestie collettive di massa contro le donne, in particolare per punirle di essersi presentate in pubblico. La Procura di Milano non credo sia un covo di biechi reazionari islamofobi e sta valutando questa ipotesi, ma per Beppe Sala non ci sono ancora elementi per commentare. Ci sono invece tantissimi elementi, a quanto pare, perché Sala coltivi certezze sul triste caso di Rami, il 19enne morto al termine di un inseguimento dei carabinieri, perché con un amico avevano violato un posto di blocco e correvano all'impazzata contromano per le vie di Milano. Su questo Beppe Sala ha detto: ringrazio ancora il papà per l'atteggiamento impeccabile, questo è vero. Se qualcuno ha sbagliato deve pagare, e questa è un'altra ovvietà. Lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Certamente le immagini danno un segnale molto brutto. Ah, qui c'è un segnale molto brutto, ovviamente a sfavore dei carabinieri e delle forze dell'ordine. Quindi qui se la sente sbilanciarsi per un filmato che peraltro non documenta in modo univoco uno speronamento, che peraltro è la prassi quando insegui qualcuno che ha violato un posto di blocco. Tutto questo è un segnale molto brutto per Beppe Sala, mentre non è un segnale molto brutto che a Capodanno Piazza Duomo sia stata preda delle squadracce islamiche che probabilmente, dice la procura, non Radio Libertà, facevano taharrush gamea, molestie collettive di massa contro le donne. Ecco, voi capite che Beppe Sala è veramente la quintessenza dell'ipocrisia contemporanea, che per fortuna sta perdendo, e prima anche Milano si libera di questa ipocrisia, meglio sarà per i milanesi. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.